Eccoci di nuovo con voi, siamo in collegamento con l'assessore della Regione del Veneto all'Agricoltura Giuseppe Pan. Pronto Assessore, buongiorno. 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 L'abbiamo disturbato Grazie, l'abbiamo disturbato in una riunione molto impegnativa, sappiamo. Volevamo chiederle prima lo stato di avanzamento dei pagamenti per quel che riguarda il settore agricolo. Abbiamo qui in studio appunto due esponenti, presidente e direttore della CIA di Padova. Sì, tanto buongiorno, ho appena lasciato i vostri presidenti regionali in un'altra riunione sull'inquinamento del FAS. Sì, come ho già detto nelle riunioni che sono state anche la settimana scorsa e incontri con le categorie economiche del mondo del primario, delle 84.400 aziende agricole del Veneto, 68.000 hanno già raggiunto, sono stati raggiunti dei pagamenti, proprio anche in questi giorni comunque stanno effettuando ulteriori migliaia di pagamenti e quindi la situazione si sta anche stabilizzando. È chiaro che alcune cose bisogna precisarle, che comunque non tutti hanno diritto alla PAC, perché tutte le aziende sotto i 250 euro di PRM unico non sono pagabili. D'altra parte subiamo i ritardi del Ministero di Agea e Agea che deve ancora fissare i titoli da una parte e dall'altra parte quest'anno è stato un anno molto confuso con circolari esplicative molto difficili e una che dice il contrario dell'altra. A parte questo dobbiamo sapere anche, e gli agricoltori lo sanno benissimo, che ci sono anche problemi dei controlli che Agea ha fatto e sta facendo su quasi 7.000 aziende che finché non saranno effettuati e finiti i controlli non avranno nessun tipo di applicazione appunto della PAC. D'altra parte c'è anche il problema del refresh, cioè la fotografia che Agea ha fatto in Veneto, Lombardia e Piemonte, che sono state fatte in maniera approssimativa e anche di difficile interpretazione, quindi anche un po' il refresh per spiegare ai telespettatori sono le fotografie fatte dall'aereo da parte dell'agenzia ministeriale e che non corrispondono molto spesso con i confini o con i terreni di proprietà degli imprenditori agricoli del Veneto. Ecco, ma questa burocrazia molto complessa e farraginosa che grava anche in agricoltura, dove si cercherebbe di operare più concretamente sull'attività che si deve svolgere più che non sulle pratiche burocratiche, non si riesce in qualche modo ad alleggerire anche in virtù del vostro intervento regionale? Guardi, io ho scritto al Ministro e sto aspettando un appuntamento, ma ne avevo già parlato direttamente sui problemi dell'agenzia romana. Noi abbiamo deciso come agenzia Veneto comunque di proseguire i pagamenti fino a delle percentuali che non saranno al 100%, ma che comunque raggiungeranno questa percentuale in modo da dare liquidità alle nostre imprese dove sarà sicuramente possibile fare. È chiaro che dove ci sono i controlli di Agea oppure i problemi delle anomalie e delle flash, queste qui se non sono risolvibili per banalità del sistema nostro sono comunque da aspettare, dobbiamo aspettare che siano comunque risolte a livello ministeriale. Certo, colgo anche l'occasione, visto che è uscito dalla riunione sempre riguardo all'inquinamento al PFAS, qual è la situazione anche relativamente al comparto agricolo di contaminazione? Noi abbiamo fatto una riunione importante col comparto agricolo e qui è emerso che comunque finché l'Istituto Superiore della Sanità non porrà i limiti che saranno fatti in base alle analisi fatte dall'Istituto Superiore, noi dobbiamo attenerci al limite di potabilità delle acque anche nei rilevamenti e quindi stiamo valutando anche una convenzione con il mondo agricolo e naturalmente l'ARPA Veneto per agevolare i prelievi e agevolare soprattutto le analisi quelle che interessano al mio settore, quindi il settore primario negli allevamenti, quindi per assicurare attualmente sia gli allevatori che la popolazione. È chiaro che questa sostanza è da molti anni presente nel nostro territorio e quindi non avendo un limite di legge deve anche essere trovato questo limite per appunto poi porre delle soluzioni anche al sistema. È chiaro che in questo momento è un limite di precauzionalità che ci siamo dati e quindi io direi di non lanciare grandi allarmismi perché poi sicuramente almeno dai primi dati che noi abbiamo è che comunque sia le produzioni vegetali che quelle animali non dovrebbero essere
in qualche maniera sottoposte a limitazioni da questo tipo di inquinante. È chiaro che però dove le acque superficiali a uso irriguo e agricolo potranno essere supportate, abbiamo probabilmente un progetto anche con i consorzi di bonifica appunto per portare più acqua pulita tra virgolette nei campi, ma nello stesso tempo resta l'inquinamento della falda e quindi bisognerà monitorare i pozzi per vedere quali sono gravemente compromessi e quali no. L'area interessata comunque resta quella sostanzialmente del Vicentino, grosso modo sì, un po' esatto, trevigiano. È limitata esatto, quella del Vicentino dove è venuto il versamento, ecco. Perfetto. Dovete fare qualche domanda all'assessore, direttore? No, l'unica sottolineatura che faccio all'assessore, intanto buongiorno assessore, Buongiorno. è che è proprio questo, cioè nel senso che per fortuna in questo momento, in questo periodo c'è stata una forte presa di posizione da parte della Regione e da parte di Avepa nel pagamento. Non è una cosa scontata. Ricordiamo che Agea in molte situazioni, in molte parti d'Italia, non stanno ricevendo quello che probabilmente riceveranno i nostri agricoltori. Io penso che su questo noi dobbiamo andare avanti, su questo dobbiamo fare squadra. Stiamo monitorando e stiamo facendo squadre insieme tra categorie e regione in modo di dare il più possibile agevolazioni ai nostri. Certo, due elementi per capire la questione è che oggi noi ci attendiamo, ma non esigo su questo, sono convinto che sarà, che ci sia il pagamento, come dice l'assessore, di una grossa percentuale del contributo che le aziende agricole oggi aspettano, perché purtroppo siamo in aprile, gli anni scorsi, gli anni precedenti le ricevevano 5-6 mesi prima e quindi le nostre aziende oggi sono in sofferenza. L'altro elemento per far capire la complessità della questione sta nel fatto del refresh, come lo diceva l'assessore. Ricordiamoci che se noi seguivamo alcune regioni come il Piemonte e come la Lombardia, oggi ci trovavamo di fronte a una situazione difficilissima nel presentare le domande 2016, in cui circa 200.000 particelle erano completamente non incluse all'interno del contributo. Bene ha fatto Avepa di aspettare, bene ha fatto Avepa nel verificare la situazione. Oggi ne abbiamo 20.000, sono tante, ma insieme riusciremo a superare anche a questo. Sicuramente. Il refresh è sicuramente un altro elemento di difficoltà che noi oggi abbiamo. L'altra conclusione che faccio all'assessore è che, ma sicuramente i nostri presidenti regionali l'avranno sicuramente sottolineato, è che il costo per quanto riguarda il disinquinamento, ma soprattutto oggi per quanto riguarda anche i costi delle analisi, non può essere il costo che deve superare le aziende agricole. Come ho detto, faremo una convenzione con le categorie economiche per questo e quindi cercheremo anche di trovare una soluzione nelle tariffe in modo che siano agevolati i nostri imprenditori agricoli in tutte le maniere. Questo è quello che io mi sono preso in carico in questa situazione, diciamo. E poi anche per dare sicurezza ai nostri allevatori che comunque ne hanno tanto bisogno in questo periodo, visto la situazione di crisi. Ecco, solo una battuta da parte del Presidente, poi la lasciamo andare. Prego. Buongiorno Assessore, la ringrazio della partecipazione via telefonica a questa trasmissione. Voglio ricordare una piccola cosa, ci dia una mano come imprenditori agricoli e a livello di PAC almeno cerchi di trovare un compromesso con Avepa e ci paghi almeno il 90% di quello che ci aspetta. Me lo auguro di cuore. E la seconda cosa, per quanto riguarda il PFAS, ricordo che le nostre aziende agricole pagano i pozzi d'acqua già da oltre 10 anni. Chi ha un pozzo d'acqua lo paga al demanio tassativamente ogni anno. Non vorrei mai che alla fine noi abbiamo pagato per tutti questi anni e abbiamo utilizzato acqua inquinata, che non dobbiamo fare causa a tutto un sistema burocrate che ci sta circondando intorno a noi perché abbiamo pagato un qualcosa che non era neanche potabilmente e sostenibilmente equo per fare un'agricoltura non dico biologica, anche convenzionale, ma l'acqua è importantissima. Certo. Va bene. Benissimo, Assessore Bardi, la ringraziamo tantissimo del suo contributo, grazie ancora, buon lavoro, buon proseguimento, grazie, arrivederla, grazie molte. Ho sparato alto. Allora, eccolo qua. Corto, Eccoci qua, allora siamo ritornati. La sostanza era ben comprensibile, era chiara.
ha tranquillizzato. Il problema resta a quella percentuale che sarà tagliata fuori da questi finanziamenti, perché non tornano sostanzialmente non quadra la situazione. Ma ne sono a conoscenza queste imprese agricole di non rientrare nei parametri che erano stati stabiliti, rivisti, rivisitati? Va fatto delle puntualizzazioni di quello che diceva l'assessore. La prima è che comunque le aziende che hanno un contributo inferiore a 250 euro di contributo, che sono le aziende medio-piccole, insomma quelli che hanno una superficie inferiore ai 5.000 metri quadri, non rientrano nei pagamenti, ma rientravano poco anche precedentemente. L'altro elemento invece è che circa 3.000 aziende oggi sono sotto controllo da parte di AGEA per un controllo sulla condizionalità, che è l'elemento che dicevo. Ogni anno c'è stato e quindi queste 3.000 aziende oggi aspettano, ma dovranno aspettare ancora per poco, perché se la macchina burocratica funzionasse i controlli li dovrebbero aver già fatti. Ricordo che stiamo parlando di domande che sono state fatte il 15 di giugno del 2015. Ma possibile che dal 2015 fino a aprile 2016 AGEA non ha avuto un momento per controllare queste domande, per fare i pagamenti? Domanda. Cioè, voglio dire, allora a questo punto che si sbrighino e che ci fiano e che ci facciano tutti i controlli che vogliono fare, tanto siamo abituati ai controlli, e che vedremo che le nostre aziende verranno sicuramente pagate, anche queste 3.000 aziende. Ecco, per spiegare concretamente in che cosa consistono questi controlli. I controlli sulla condizionalità sono un pacchetto di controlli. Ma fisicamente come si realizzano? Chi non ha dipende. idea. Se uno ha fatto una domanda sulle misure agroambiente, vengono a controllare se nel filare di alberature si è rispettato le larghezze che si dovevano non coltivare, quindi le vie verdi, le vie accessibili a fianco, oppure nel benessere animale, oppure sono molteplici le cose. L'importante è, se voglio chiudere, dico che ormai la burocrazia si sta veramente schiacciando, perché ci sono più controllori che controllati, e il primo controllore della propria azienda è chi fa l'imprenditore, a mio avviso. Ovviamente per completare il ragionamento del Presidente, i controlli sono importantissimi, noi non eccepiamo sui controlli. Ci vengono fatti i controlli sulla qualità del latte, sulla quantità delle cellule somatiche, sulla quantità delle proteine, sul registro dei prodotti veterinari. Se poi ho un'azienda anche da seminativo, sul registro di concimazione, ci vengono a controllare anche la quantità di liquame o letame che ho spanto nella mia azienda, e quindi tutta quell'attività anche di inquinamento relativamente ai nitrati. Quindi sono molteplici i controlli che oggi le aziende agricole hanno di fronte, ma su questo noi non eccepiamo, perché pensiamo che il controllo sia un elemento importante per dare quella sicurezza ambientale per primo, ma anche sulla qualità del prodotto dopo ai consumatori. Quindi noi su questo non eccepiamo, però è importante che questi controlli siano fatti in maniera veloce e celere, per dare la possibilità alle aziende per percepire quello che è dovuto. È inconcepibile che siano mesi che vadano avanti e ancora non abbiano terminato. Un mio cugino non coltivatore diretto, che aveva in gestione i campi di mia madre solo per vendere l'erba, ha affittato verbalmente a nostra insaputa i campi per guadagnare e tenersi i soldi. Inoltre adesso, tramite i contadini a cui ha affittato, che sono coltivatori diretti, vanta dei diritti. È perseguibile? È una questione un po'... È una questione un po' amministrativa. Sicuramente sì, intanto bisogna capire in che maniera, in che modo lui ha certificato, suo cugino ha certificato la conduzione del terreno, perché un agricoltore, per percepire il contributo, deve essere monitorato all'interno del fascicolo aziendale, che è un fascicolo... Quindi non verbalmente, ma no, certo, deve essere un qualcosa di scritto, con un contratto di comodato, con autodichiarazione, in cui dichiara di coltivare direttamente quel fondo. Se poi non è proprietario e lo dà in affitto ad altre persone, qua c'è anche una questione legislativa, legale, e quindi evidentemente è perseguibile. Assolutamente, quindi bisogna stare anche molto attenti se fare le cose magari leggermente, invece poi diventano... Assolutamente, cioè voglio dire, il fascicolo aziendale è la carta di identità dell'agricoltore. Sul fascicolo aziendale ci sono tutti gli atti di proprietà, oppure le conduzioni di quei terreni là, che devono essere certificate non verbalmente, ma registrate anche all'ufficio registro.
e poi dichiarate nella denuncia di redditi, ovviamente, perché comunque tra le altre fa cose, parte infatti, ecco, dichiarati nella denuncia dei redditi, cioè, certo. sottolineato un piccolo particolare che non trascurabile, perché certo. comunque si tratta di un reddito dell'agricoltura, ma pur sempre un certo. reddito, quindi questa è un'altra componente importante. Ecco, si accennava a 7.000 aziende che devono essere, 7.000 controlli che devono essere fatti. Un attimo solo che c'è una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno, salve. Buongiorno, chiama? Sono Mauro da Mantova. Sì, prego signor Mauro, dica. Allora, Mantova è una città agricola, no? Sì. C'è stato l'89-90, sono stato autista, trasporto siero di latte. Andavo in una latteria famosa a Reggiolo, sul confine tra Reggio Emilia e Mantova, e il signore mi parla di controlli. Ma quali controlli? Che io tutti i camion che vedevo entrare e uscire dopo aver scaricato erano tutti Jugoslavia, perché eravamo nell'89-90, Jugoslavia, Francia, Danimarca, Svezia, Belgio, Turchia, cioè arrivavano da tutte le parti dell'Europa e anche non. Ma che controlli di cosa? Ma in Italia non ci sono mai stati controlli, ci sono verbalmente, ma non ci sono materialmente. Noi non sappiamo cosa mangiamo, non sappiamo cosa beviamo, non sappiamo niente, non sappiamo che cosa fa lo Stato con i pozzi petroliferi, che l'Italia è piena di petrolio, ma l'America ci vieta di estrarlo, ma lo estraiamo solo quando l'America ci dà il permesso e quando abbiamo degli interessi economico-politici. Questo gli italiani devono capire che non è uno Stato, questa è una dittatura dal 2011, una dittatura. O l'italiano si ribella o fa come faccio io e se ne va da questo paese per sempre. Questo è un paese morto, finito. Basta vedere che abbiamo il ministro del lavoro, Poletti, a cena con Buzzi Carminati. Buzzi, che è un assassino che ha ucciso il suo socio con 47 coltellate, è stato condannato all'ergastolo e graziato da scalpo dopo 6 mesi, quando invece c'è gente che ammazza 3-4 persone dopo 2 mesi fuori. Ma che questo sarà mica lo Stato? Io la settimana scorsa ero su Chiolo, sa quanti ce n'erano nel paesino? Ce n'erano 6 di neri. Ma là fanno quello che dice il comune, altrimenti pedalare, cioè l'Italia è uno schifo oggi, soprattutto l'agricoltura che l'hanno massacrata, hanno massacrato l'agricoltura, perché si vede che gli agricoltori, non dando più il voto alla vecchia democrazia cristiana, li hanno presi a bastonate, tutto lì, ecco. Grazie del suo contributo, grazie della telefonata al nostro telespettatore. Ecco, qua abbiamo accennato il discorso del latte, che poi affronteremo tra l'altro subito dopo la pubblicità, e dei controlli relativi. È ricorrente, un altro telespettatore ci aveva chiamato parlando invece di un luogo ai confini col Friuli, dove non arrivare agli anni 90, ma recentissimo, vedeva provenienza di camion, di latte di altri luoghi e latte in polvere. Allora voglio affrontare questo tema qua, me lo vi do la parola. Dovete farlo, però dobbiamo andare in pubblicità subito, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.